Ricominciano le lezioni in tutte le scuole della Sicilia. Al via il nuovo anno scolastico anche ad Agrigento senza particolari intoppi, a parte il traffico snervante per le strade, soprattutto nella zona del quadrivio Spinasanta, nei pressi di Contrada Calcarelle. Questa mattina, in occasione del primo giorno di scuola, si è svolta al Liceo Classico Empedocle la festa dell'accoglienza. All'evento hanno partecipato anche i genitori degli alunni del quarto ginnasiale. L'iniziativa è stata occasione per il dirigente Anna Maria Sermenghi di incontrare la comunità scolastica per poter esprimere loro un augurio di buon anno scolastico. Ci sembrava fondamentale ed importante che accanto ad una presentazione dei consigli di classe, dei servizi didattici e amministrativi e ad una prima conoscenza dei compagni di classe ci fosse anche la presenza dei genitori a sottolineare l'importanza e la significatività di un rapporto scuola-famiglia, cogliendo anche l'occasione perché questo benvenuto possa essere dato dai ragazzi più grandi che avranno il piacere e l'orgoglio oggi di raccontare qualcosa che appartiene un po' alla storia di questo liceo che quest'anno celebra i suoi 150 anni, in modo che questo ingresso, il primo giorno di scuola al Liceo Classico Empedocle, possa per loro già essere una presa di coscienza di quella forte identità culturale di una scuola che loro hanno scelta e nella quale noi speriamo possano compiere un percorso di maturazione brillante nell'arco di 5 anni. Incrociare stamattina lo sguardo loro che lascia trapelare a volte l'emozione, la curiosità, un pizzico di paura, diventa per noi una carica per affrontare quest'anno in maniera serena, certamente con l'impegno da parte di tutti di costruire un clima, un ambiente di apprendimento che possa consentire a ciascuno risultati di eccellenza. E dal Liceo Classico Empedocle all'Istituto Comprensivo Castagnolo di Agrigento, gli alunni di prima media sono stati accolti a suon di musica dai loro compagni di scuola del progetto extracurriculare Strumento. È stata poi il dirigente Maria Giovanna Cassaro a porgere il proprio benvenuto ai nuovi iscritti, illustrando le regole basilari dell'istituto. Nel corso della cerimonia sono stati anche presentati i progetti e le iniziative didattiche e i lavori di ripristino della palestra. Tutti ricordano questa palestra come un luogo dove giocavano, dove si vedevano delle partite importanti e quindi sono nati gli interessi sia da parte nostra che da parte di numerose associazioni sportive che storicamente, diciamo, hanno appassionato generazioni di coloro che amavano lo sport. Ora si presenta con un volto bello, colorato, ripulito, risistemato e riassestato. Questo credo che sia uno degli elementi fondamentali per chi passa tante ore a scuola. I docenti, quest'anno c'è un organico molto interessante, docenti anche giovani e anche quelli di tradizione con delle proposte affascinanti. Si ricomincia e si continua a lavorare come abbiamo sempre fatto. Quali sono gli obiettivi didattici? Gli obiettivi didattici sono quelli trasversali per tutte le materie e quelli disciplinari per ogni singola materia. Partiranno i progetti PON, 2 corsi di recupero di matematica, un progetto rivolto ai ragazzi di terza media che prevede il conseguimento della patente europea START e anche un laboratorio di italiano. Poi nella nostra scuola continuerà il progetto in collaborazione col CTRH, Niccolò Gallo,